Qualcuno ha detto che la demografia oggi è il principale dei problemi della nostra società. Quando parlo di demografia non mi piace usare la parola problema, però certo ci sono delle situazioni, ci sono delle tendenze, ci sono delle modifiche, dei passaggi storici che non possiamo non tenere in considerazione e che vanno gestiti e governati. Interpretare, leggere le tendenze demografiche su chiave territoriale, come farà la nostra officina, cercare di vedere anche in prospettiva futura quello che succederà, quali saranno le trasformazioni a cui ci stiamo avvicinando, serve per capire il Friuli e serve anche indubbiamente per cercare delle soluzioni a delle criticità che oggi l'immigrazione è uno dei grandi temi. Il grande tema è certo l'immigrazione e quindi ci troviamo di fronte a flussi, tanti flussi di tante persone diverse che vengono da tanti paesi del mondo diversi, ma ci troviamo anche di fronte a dei flussi migratori in uscita che erano tanti anni che noi non conoscevamo. Il Friuli ha cominciato ad essere regione di emigrazione quando cioè il bilancio migratorio è stato positivo, nel senso che erano più gli immigrati che gli emigrati nel corso degli anni 70. Adesso certamente i flussi migratori in entrata sono importantissimi, ma hanno ripreso a crescere anche quelli in uscita, hanno caratteristiche molto diverse da quelli che conoscevamo nel passato. Alla base di tutto c'è l'analisi. Contiamo però, io e i miei colleghi Zaccomer e Guaran, di mettere a disposizione di tutti anche degli strumenti a disposizione delle altre officine per poter operare, per poter cercare delle soluzioni a quelle sfide che ci attendono. I dati sono tantissimi, dobbiamo solo riuscire a recuperarli e a trattarli e a leggerli nella prospettiva che ci siamo imposti.